Benvenuti a questo nuovissimo appuntamento nella terra dei Nuraghes. Siamo a Sassari, siamo dinanzi al cancello del portale d'ingresso del Duomo della cattedrale cittadina, il Duomo dedicato a San Nicola. Però non parleremo oggi di chiese nello specifico e del loro aspetto architettonico, perché magari per queste informazioni vi rimando ad altri appuntamenti e anche ad altre trasmissioni come Mamma Sardigna, in cui vi ho apertamente e indubbiamente insomma in maniera molto esaustiva vi ho parlato e spiegato che cosa contiene la bellezza di questo monumento spirituale della nostra città. In questo appuntamento, che è uno di una serie di appuntamenti dedicati alla Settimana Santa, partiamo appunto da questa cornice, cornice sassarese del Duomo e della Cattedrale, per andare poi anche in altre due località che sono Castelsardo e Alghero. Quindi da questa puntata in poi esploreremo molti aspetti della Settimana Santa in Sardegna, di questi tre centri, appunto Sassari, Castelsardo ed Alghero, e andremo a vedere con le immagini, con gli occhi, e quindi con meno tempo parlato. Quindi non sarò io presente dal punto di vista proprio dell'immagine, parlando come in altre puntate, ma vi accompagnerò attraverso le immagini, con i miei occhi quindi, e vi accompagnerò anche con dei miei scritti, visto che questo, nella terra dei Nuraghes, è uno scrittore in viaggio, e quindi avrete la compagnia, e spero vi possa piacere e interessare, appunto di questi scritti, di questi pensieri aforistici dedicati alla Settimana Santa e alla spiritualità. Per cui questo sarà un viaggio spirituale, un viaggio tutto sardo, un viaggio che però ci riporta nell'eco del tempo, dei secoli, sia in ambito spagnolo ma anche precedente, fino al Medioevo. E allora buon viaggio per questa serie di puntate nella terra dei Nuraghes dedicate alla Settimana Santa sarda.
Scoglio